Il mondo della calzatura è tornato in scena a Milano con MICAM, il salone internazionale punto di riferimento per gli operatori provenienti da tutto il mondo. Nell'ambito del programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione della Regione Veneto, negli spazi della Fiera di Rho, grazie al progetto di Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, Venice Promex, Agenzia per l'internazionalizzazione e il Consorzio Maestri Calzaturieri del Brenta e del Politecnico Calzaturiero, c'erano anche 44 aziende venete a rappresentare l'eccellenza del settore, che nella nostra regione si conferma essere uno dei più trainanti. Sono 1442 le imprese con oltre 14.000 occupati. C'è una certa ripresa, però i mercati sono in tensione, non è molto chiaro quale sarà il nostro futuro. Anche perché abbiamo dei costi del personale, dei costi di manodopera abbastanza sostenuti. Ci aspettiamo di farci conoscere, di raccogliere degli ordini se possibile e speriamo anche di sentire un po' di buon umore da parte dei clienti. Il problema che abbiamo attualmente è di trovare delle persone che lavorino questo prodotto con passione, con amore e interamente fatto a mano. E pertanto diciamo che puntiamo molto sulla formazione, sul fatto di ricercare persone che lavorino e che si mettano con impegno a imparare questo mestiere. Stiamo ricevendo molti ordini specialmente dall'estero, solo che, come forse già sapete, abbiamo gli stessi problemi che hanno un po' tutti di trovare personale che lavora nelle nostre aziende. Sinceramente, se uno ha voglia di imparare non è un grosso problema, perché insegniamo noi, insomma, non è una cosa difficile da imparare. Basta. Io penso che ci vuole abbastanza la volontà di fare le cose, ecco. Comparto calzaturiero in ripresa dunque, ma dalla Riviera del Brenta, famosa a livello mondiale per le scarpe di lusso, al distretto dello Sport System trevigiano, le criticità sono le medesime: caro energia, costi delle materie prime, carenza di manodopera. Ecco perché la formazione di giovani appassionati è fondamentale. Sono molto soddisfatta perché sto imparando tutte le cose più importanti della calzatura e mi sta facendo appassionare molto questo corso. Lo rifarei, lo risceglierei veramente col cuore. Ci sono molte materie di indirizzo, quindi come design, stile, modelleria, che è quello a cui aspiro nel mio futuro.